Ha riscosso successo e suscitato interesse l'iniziativa sul bullismo e cyberbullismo organizzata dall'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia diretto da Patrizia Marino. Una settimana di riflessione e formazione sul tema Noi per Andrea oltre il pantalone rosa, concepito dalla storia di Andrea Spezzacatena, un adolescente suicidatosi nel 2013 e passato alle cronache come il ragazzo dei pantaloni rosa al quale la madre, Teresa Manes, presente ad uno degli incontri, ha dedicato il libro per raccontare i pregiudizi di cui il figlio è stato vittima, non essendo riuscito a gridare il suo dolore. Una settimana intensa di formazione per gli alunni dello Sciascia che hanno partecipato agli incontri organizzati dalla referenta alla legalità Giuseppina Parisi e dalle docenti Alessandra Taverna e Francesca Galatiotto. Interventi quest'ultimi che hanno emotivamente tantissimi ragazzi. Gli alunni infatti sono rimasti particolarmente colpiti dall'intervento di Teresa Manes, autrice del libro e mamma di Andrea Spezzacatena, che ha sottolineato come la sinergia tra la scuola e la famiglia deve intercettare i primi segnali di disagio degli adolescenti, cercando di comprendere, soprattutto nell'era dei social, come utilizzare le immagini e le parole. La scuola dunque, ha sottolineato Teresa Manes, ha un compito e un ruolo importante. Deve infatti educare alla diversità, al rispetto delle identità, contrastando dentro e fuori le classi ogni forma di prevaricazione o denigrazione.